Seconda corsa dal Savio e seconda Tris, un confronto che vede il ritiro di Vera degli Ulivi, sono in 10 al via, lo schieramento 1 Richelieu terzo, 2 Tisserand 3 Titus, 4 Umimma, 5 Vegas Cloudlet, seconda linea 7 Vampiri Agifont, 8 Stiacino Jet, 9 Ultras Font, 10 Porsche Font, 11 Ursus TFT, favori per Vampiri Agifont sotto la pari, numero 7 VP dell'Annunziata. Vediamo l'errore di Titus, mentre Umimma si lancia in avanti e va a condurre, attaccata da Vegas Cloudlet, più indietro Richelieu terzo, Tisserand B, vediamo si accoda in seconda posizione Vegas Cloudlet, mentre in terza c'è Richelieu terzo davanti a Vampiri Agifont, ancora Ultras Font, Tisserand B che si è accodato. 13,9 intanto il lancio per Umimma, che è partita veramente molto sollecita. Sandro Miraglia al posto di Marco Volpato in sediolo, 400 iniziali in 28,5. Subito gran ritmo sul piede dell'1.11,2 i primi 400 metri, in vantaggio Umimma su Vegas Cloudlet, terza posizione per Richelieu, poi Vampiria. Intanto i 600 in 44,1. La mossa esterna da parte di Vampiri Agifont, che progredisce dopo 700 metri di gara e si trascina Ursus TFT. Il giro in 59,3. Sempre leader Umimma su Vegas Cloudlet, all'esterno agisce Vampiri Agifont con Ursus TFT in scia. Poi Richelieu terzo, ancora Stiacino Jet, intanto 1 chilometro in 1,14,5, sta passando Vampiri Agifont, avanza anche Ursus TFT, mentre cala decisamente Umimma. Numero 9 Ultras Font senza danni Vegas Cloudlet, in squalificato. seconda posizione però c'è Ursus TFT, poi Stiacino Jet che non progredisce, ancora Richelieu terzo, prende vantaggio intanto Vampiri Agifont nei confronti di Ursus TFT, più indietro c'è Vegas Cloudlet, retta d'arrivo con Vampiri Agifont nettamente in vantaggio su Ursus TFT, poi Vegas Cloudlet, finale con Vampiri Agifont che controlla Ursus TFT nel finale, terzo posto per Vegas Cloudlet, e il successo in 1,14,1 per la favorita Vampiri Agifont, VP dell'Annunziata in sediolo, 2,04 la quota al totalizzatore per l'allieva di Giovanni D'Alessandro. Andiamo a rivedere fase finale. Vedete, controlla la situazione VP dell'Annunziata, nonostante l'intralcio, che non è poi un vero e proprio intralcio perché finisce bene comunque Ursus TFT al suo interno, mentre al terzo posto chiude Vegas Cloudlet, precedendo il resto del gruppo. Arrivo ufficioso 7, 11, 5. Aspettiamo naturalmente la conferma.